Io avevo anche nato un tema su cui parlare, mi è stato sollecitato la questione dei modelli industriali. Adesso sono appunto amministratore di Ale Ambiente di Forlì, perché sono lì non perché ho due lavori, ho due lavori, ho sempre lo stesso stipendio di prima, nel senso non è che sono andato come persona, ma mi manda un mio ente, il nostro, perché ha avuto interesse a mandarmi, perché i due gruppi di comuni, 13 da una parte e 50 dall'altra, hanno deliberato all'assemblea che bisognava cooperare. È stato approvato un accordo di cooperazione, che è il quarto che facciamo, dopo una cooperazione bellunese, adesso abbiamo con Rovigo e con una montagna, due bellunesi. Cosa sono? Era uno strumento utilizzato amministrativo in Germania, la Corte di Giustizia l'aveva giudicato positivamente, noi l'abbiamo mutuato. È quando le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche, serventi alle amministrazioni pubbliche, possono concludere dei contratti senza ricadere nella normativa dei contratti, cioè l'interesse non è commerciale quando cooperiamo, è l'interesse pubblico delle pubbliche amministrazioni. Abbiamo inventato questo modo di cooperare che ha creato in tutte le realtà, come quelle bellunesi, è partito un sistema come il nostro e ha l'obiettivo di creare l'analogo sistema in Emilia Romagna. Ma no, quindi l'obiettivo non è solo però avere, perché se lo vogliono fare, se lo potevano fare, non è solo avere un modello che noi crediamo e perché siamo filantropi, è perché le società come le nostre è un modello industriale che ha dalla parte sua la forza dell'attaccamento al territorio, perché sono società in house, cioè dei comuni, vuol dire del territorio, cioè rappresentiamo i comuni, non c'è l'obiettivo del lucro, non c'è l'obiettivo del servizio, quindi servire i valori, abbiamo i cromosomi pubblici, quindi abbiamo sì la forza del comune, del sindaco che ha il problema dei rifiuti, che vuole risolvere, che i nostri sistemi insomma hanno prodotto anche delle stabilità in termini di sindaci, insomma abbiamo rappresentanza del territorio. Abbiamo però, rispetto a determinati altri modelli industriali, qualche volta potrebbero essere di scala per certi interventi piccoli. Però non crediamo ai modelli industriali mega, perché il modello industriale mega è lontano dal territorio, molto spesso sono soggetti che non sono in house, hanno obiettivi di lucro e il lucro e il servizio tante volte non vanno d'accordo. La tariffa bassa e tanti soldi per il gestore, è difficile delle volte mettere insieme gli obiettivi e non è detto che l'industriale si ponga problemi di economia circolare se non è il socio di riferimento. Quindi in realtà essere a Forlì risponde a una visione industriale oltre che ambientale, cioè un modello di gestione, cioè un sistema di aziende legate al territorio che superano eventuali propri limiti, anche dimensionali, come una rete di soggetti. Quindi abbiamo contemporaneamente l'agilità, l'attaccamento al territorio, la rapidità, ma anche possiamo fare queste esperienze insieme, esportazione di know-how, acquisti condivisi, condivisione di uffici, il legale lo facciamo insieme, anzi facciamo una bella struttura di acquisti unica qua. Quindi un sistema alternativo a quello che c'era un ministro, non mi ricordo, o il primo ministro, aveva detto qualche anno fa, che a noi ci interessa fare 5 società in Italia per i servizi pubblici per competere all'estero. Lo troverete credo in qualche rassegna stampa storica. Il nostro obiettivo è fare 4-5 grosse società quotate per competere all'estero. Analizziamo la frase.
4-5 società quotate, ok, è un modello differente per competere all'estero. Una domanda. Io mi aspettavo che un politico dicesse facciamo 4-5 società quotate grosse per abbassare le tariffe. Perché i cittadini, per fare il riciclo, per fare l'economia circolare, non per competere all'estero. Qual è il mio interesse? Allora capite che questo modello, che ha ottenuto anche una serie di agevolazioni nel tempo, è un modello che per noi è alternativo, rispettabile, sono scelte, come tutte le scelte magari sono rispettabili, ma noi pensiamo diversamente. Pensiamo che le società attaccate al territorio possono produrre risultati per il territorio. Qual è il rischio delle società in house? Che poi diventano il carrozzone del politico. Allora Veritas. No, non mi riferisco. Allora, qual è? Perché, per esempio, nella situazione contadina c'è un funzionamento da questo punto di vista? Perché alcune attenzioni bisogna porle. Intanto non bisogna porre la competizione tra comuni a tirare per la giacca, per tanti motivi, sulle tariffe. Quindi fare un sistema omogeneo con le tariffe di bacino, quindi fare un sistema in modo che tutti i cittadini abbiano lo stesso servizio e che il centro decisionale si sposti in un luogo non singolarmente comunale ma di decisione condivisa, aiuta questo processo, perché le regole sono per il modello per tutti e per tutti i cittadini. Non tiro per la giacca per il mio cittadino, ma decido insieme agli altri le regole per tutti. Quindi ci vuole un luogo decisionale condiviso, distinto da quello societario. Non è in società che si fanno le politiche. Il luogo decisionale distinto è una forma di convenzione, di associazione, di consorzio, come volete. È lì che si deve decidere, è questo l'ambito in cui ti puoi scatenare come politico. Alla società passa una volontà distinta e senza l'invasione di campo dei soci, dei 50 soci. Una società non può essere trasformata in un consiglio comunale, un'assemblea societaria non può essere trasformata in un consiglio comunale. Il tuo consiglio comunale condiviso è un altro luogo. E quando tu decidi non solo le tue tariffe, non solo le tue regole, non solo le tue regole del tuo comune in maniera condivisa, non hai più il problema che a casa una minoranza o una maggioranza, no? E la maggioranza mi rompe le scatole, quindi io tiro per la giacca, ma abbiamo deciso trasversalmente le cose per tutti ed eravamo di tutti i colori. Non puoi venirmi a dire tu minoranza mia che sei rosso bianco e verde a seconda del comune che qui sono stato cattivo io, quando insieme abbiamo prodotto questa decisione. Quindi è la governance che va eventualmente cambiata, è il sistema decisionale che va cambiata. Non si butta un concetto strettamente attinente agli interessi pubblici come può essere la società in house perché non si fa una buona governance. Noi abbiamo insistito perché il luogo delle decisioni, che sia un controllo analogo del fosse mantenuto a livello associativo, perché questa è la nostra storia, per costringere i comuni a fare decisioni condivise, quindi a argomentare in un luogo politico le scelte, non con la forza io nel mio territorio, con il mio contratto, con le mie decisioni faccio quello che voglio con le mie tariffe, perché è la diaspora e l'inizio della fine. Abbiamo fatto anche fatica ad avere, abbiamo insistito per avere questo modello di governance. Questa storia anche a Forlì funziona così. C'è un luogo distinto, cioè lì è proprio una società holding, ma prima la società holding c'è l'obbligo di discussione con una società. Sì, che appartiene alla società, a un gruppo societario dei comuni forlivesi. Ma la società di holding può decidere solo se l'assemblea dei sindaci per convenzione ha deciso su questo tema, cioè non si può presentare un PEF se non, la società non può presentare un PEF se questo non è stato visto dai sindaci, non può fare investimenti particolari perché devono essere coerenti con la logica, se non è stato deciso dai sindaci. C'è una serie di regole spostate con delle regole anche di decisione che
elevano il livello della politica, liberano dagli zoccoli, dalle zavorre della politica, e secondo me una buona governance è compatibile con le società in house anche per buoni obiettivi. Questo è sicuramente nel caso di una gestione come la vostra un modello virtuoso. Io però lo vedo anche nel momento in cui l'obiettivo invece non è virtuoso. Noi abbiamo degli esempi in cui invece che mirare al 95% differenziata si mira al 60% di inceneritore. Allora come si può trasformare questi esempi negativi e portarli al positivo? Perché se la politica, cioè l'associazionismo, che decide invece di continuare con i cassonetti stradali e con l'inceneritore, porta anche il piccolo comune, che invece vorrebbe un altro modello di raccolta, a doversi adeguare. La nostra critica, ad esempio, al bacino è proprio questa. A me va benissimo nel momento in cui la mia società è virtuosa e aderisco volentieri e do a lei la competenza, ma nel momento in cui invece io ho un obiettivo diverso, cioè ho un obiettivo e la mia società, il Consiglio di Bacino, ha un obiettivo diverso, come riesco a slegarmi da questo sistema? Perché Forlì ha avuto questa grande forza, quella di slegarsi da un concetto completamente diverso, e ha trovato voi. Ma adesso dei nostri comuni che magari hanno un obiettivo virtuoso come il vostro e hanno sicuramente le potenzialità degli utenti a raggiungerlo, come possono slegarsi e unirsi e creare un'associazione, anche se sono a macchia di leopardo? Si riesce, si può fare? Non so qual è il luogo delle decisioni di questo ambito che mi descrivi te. Cioè, qual è il luogo? Ma tu ti riferisci a ETRA è a metà questo, nel senso che ETRA è diverso era da ETRA. Esattamente. Sì, molto. È molto diverso. Diciamo che sono i tre passaggi: Montalina, ETRA e ERA. Peraltro ETRA mi risulta che sta andando sulla direzione della tariffa puntuale, domiciliare, e cerca di standardizzare, secondo me. Sì, puntuale, metri quadri e residenti. Puntuale fino Puntuale. No, mi sembra Bassano è partito. Io sono dentro ETRA e per quanto riguarda Vigo d'Arzere c'è. Vigo d'Arzere noi siamo puntuali. Dall'altra parte del museo non c'è. Capito, però è sempre ETRA. Sì. Cioè non si capisce invece perché ETRA faccia delle cose differenti. Allora, casomai. Allora, in questo momento, se non ricordo male, questa relazione è molto one to one, no? Lo sforzo è amministrativo, quello di cercare di mettere insieme. Se un modello va bene per un cittadino, perché non deve bene per l'altro? Quindi si discute di politica, perciò se la politica la discuto un sindaco alla volta, oggi trovo uno che ha riflettuto su questo, se un altro comune ne trovo un altro, quindi, e sono certo, perché lo so, che piacerebbe anche a loro avere un'interlocuzione coerente piuttosto che frammentata. E questo è un processo che è nato fin dall'origine per noi così. Proprio è nato così, per storia. Montalina ha 30 anni, Priula un paio in più, 2 o 3 in più, per dire, quindi siamo nati con questa logica. Poi ETRA è nata con una realtà anche abbastanza solida, che era il Padova 1, che è stato i primi, sono partiti sul sistema domiciliare prima di noi. Nel 1995 io ero assessore all'ambiente della provincia, quindi lo ricordo bene, quello che ha. Poi ha avuto l'estensione su altre aree, e quindi con 75 comuni, tutti sistemi diversi, la fatica di arrivare è una società in house. Non si è costituito il Consiglio di Bacino ancora, quindi il luogo delle decisioni, non c'è un unico contratto, non c'è un sistema di controllo analogo, hanno avuto il modello dualistico mutuato un po' alla tedesca, anch'io ci ho riflettuto, poi non l'abbiamo scelto perché ha le sue scomodità, perché porta in società sostanzialmente le dinamiche sono più classiche della politica, le abbiamo tenute fuori di un sistema societario nel fatto pubblicistico, quindi sono anche scelte di allora che in realtà dimostrano quello che ho detto io, ma il processo è più lento e stanno attraversando una notte del cambiamento dilettante, tanto è vero che se abbassano la tariffa puntuale, li avete visti sui giornali, poveretti,
perché c'è il cambiamento e la tariffa puntuale, e si paga così, si paga, poi si prende sui giornali. Adesso Bassano è a Roma il 9 maggio a presentare la sua tariffa puntuale come esperienza innovativa in Italia. Bene? Vuol dire che cosa c'è che non ha funzionato? Qualcosa che devo ancora sistemare, ma la direzione è questa. Io ho avuto forse l'intuizione di impostarla fin dall'inizio. Anch'io li avevo trovati divisi, però guardate, volete farmi fare la tariffa? C'era la tariffa nell'anno 2099, Ronchi aveva detto che bisogna fare la tariffa e volevo passare dalla tassa alla tariffa. Io vi faccio un progetto. Il progetto è: la tariffa si decide qua e i comuni decidono insieme qual è il modello tariffario e il servizio deve essere questo, tariffa puntuale, e così decidere. Quindi si sono sentiti tranquillizzati sostanzialmente, veramente non si sono sentiti di perdere qualcosa, di guadagnare un po' di tranquillità, di decidere serenamente senza la preoccupazione di chi ti tira per la giacca. Abbiamo deciso insieme, questo è il modello, fin dall'inizio l'abbiamo fatto. Sinceramente ritengo che quello che stanno facendo sono sulla strada giusta. Invece era Padova, come si potrebbe? No, era una società quotata, quindi là si ragiona può uscire anche Padova in teoria. Questa è un po' la discussione. Diciamo che non è ancora costituito, o meglio, è stato costituito ma non è ancora funzionante il Consiglio di Bacino Padova Centro, si chiama. Costituito ma non funzionante perché c'è ancora funzionante il Padova 2 che ha una giurisdizione che si sovrappone, quindi hanno sospeso. Ma come dovrebbe funzionare un affidamento diverso da quello in house? Che il Consiglio di Bacino fa una gara e decide qual è il modello insieme con tutti i comuni e lo mette a gara. Invece normalmente ci sono dei trascinamenti di contratti precedenti che quindi fanno difficile tanto che duri 10 anni. Sì, infatti anche lì il problema è che formalmente 17 anni. No, e Padova addirittura è fino al 28 mi pare, non mi ricordo cos'era, il 28, ma il 28 non è da oggi, è da 10 anni prima. Ecco, qual è l'irregolarità? Per esempio, io avevo sollevato a suo tempo con anche gli amministratori nuovi di Padova di rivedere queste clausole, vedere se sono ancora legittime e vedere se ci sono delle irregolarità per cui si può ricusare per irregolarità o per sopravvenute. Mi pare che ci sia poca volontà di fare questo. Beh, diciamo, un testo unico ambientale, l'articolo 202, probabilmente 202, dice che le gestioni in essere continuano quindi fino all'affidamento del servizio da parte del nuovo ente d'ambito, che si chiama appunto Consiglio di Bacino d'ambito. Quindi significa, e poi la giurisprudenza ha costruito anche l'interpretazione, ha detto che ovviamente quando tu hai un contratto precedente, ancorché prorogato, che tu non puoi sospendere il servizio finché il Consiglio di Bacino non è affidato per tutto il bacino il servizio, ma quando l'ha affidato quel contratto cessa. Però se adesso il problema è agire sul bacino che deve costituirsi, essere funzionante, fare il suo piano d'ambito e dire questo è il mio programma, e poi lo decide se farlo con una gara, e allora può fare una gara per la società mista, può fare una gara per la società, qualsiasi società del mercato, una gara, oppure può scegliere l'in-house, ma in quel caso deve avere controllo, partecipazione e prevalenza del servizio di questa società nel territorio servito, quindi per i soci. Cioè sono una direttiva europea, un modello assolutamente utilizzato in gran parte dell'Europa. La proroga, anche se va al di là, cessa nel momento in cui c'è. Questo è importante. Questo è importante. Cambia completamente l'ottica a lunghissimo termine, ma anche non entra, hanno prorogato nel 2017, ma nel momento in cui il tema è che esterrà il costo bacino. Bisogna vedere anche i contratti con cui è stato affidato o prolungato l'attuale servizio, cosa scrivono, perché uno potrebbe dire io mi hai dato un affidamento, ho fatto degli investimenti, se adesso me li fai cessare, il successore deve remunerarmi il residuo non ammortizzato. È successo anche a Forlì, no?
Sì, abbiamo pagato qualche milione per cassonetti e camion non ancora ammortizzati. Che non serviranno È più. giusto, da un lato, Che serviranno per investimenti. un anno, poco. Questo dipende dalle regole precedenti, Certo. che sia un appalto scaduto, teoricamente io devo essere autorizzato come investimento. Quindi, guarda, cosa devo fare? Devo comprare un camion. No, non leggerlo, perché tra poco sono pronto. Però doveva essere scritto sulle regole precedenti. Però insomma, poi la negoziazione con uno che ha un diritto di continuare non è sempre facile, perché non sei in condizioni negoziali ottimali. È bello vedere, siccome di solito il pubblico viene sempre visto in modo negativo, e io continuo a sostenere che certi beni pubblici, e ci inserirei anche la mobilità, oltre che l'energia in questo ambito, e l'acqua, dovrebbero essere gestiti invece bene, in modo virtuoso, per un esempio, dal pubblico, perché non deve essere lo scopo del lucro, lo scopo è il servizio. Però vedi, io ad esempio abito in Comune di Venezia, a Venezia c'è Veritas è una cosa che è diventata, si è espansa sempre di più, adesso è un bacino di 880.000 abitanti, dove il 51% è detenuto dal Comune di Venezia. Ogni singolo comune va a una trattativa per i cavoli suoi, un po' il mercato delle vacche, quindi, infatti stanno un stufato di quanto pagavo, ho raccolto un po' di bollette da conoscenti che abitano nei vari comuni, qualche comune ce le porta a porta, perché non capisco perché Mogliano non scappa, non viene con Conte, continua a restare con Venezia. La vecchia cultura di moglianesi che si considerano veneziani. Che gravita su Treviso. Comunque, adesso si sta attaccando quarto latino, sta andando per la porta, ha già cominciato, sì. Comunque, anche lì ho capito come è fatta la Tari, c'è la parte fissa e la parte variabile, mi sono spiegato tutte le voci che contribuiscono alla parte fissa e alla parte variabile, dopo però ho consumi, ho un totale fissa e totale variabile. Però il consorzio di Regione di Venezia dice che tu anche un 30-35% della parte variabile la puoi riallocare sulla parte fissa. No? Già là sono entrati in confusione. 100 milioni di bilancio così Veritas, 34 milioni sposta da variabile a fissa. Allora ho chiesto dove abitavo prima, che sono stato un consigliere comunale, al sindaco di Spinelli, ho detto Silvano, ma anche per te fate questo truschino che sul PEF che fate una parte non mi fornisce il PEF, sì, anche da noi è così, parte variabile un 30% mi danno calcio sulla parte fissa. Vabbè. Comunque, là assistiamo invece a questa situazione in cui ogni comune va e strappa la propria Tari, perché in effetti ho visto che sono tariffe variano di più, di meno, ma variano. Invece il Comune di Venezia è proprio l'assurdo, nel senso che adesso, non so, il sindaco Bogliano metterà il bollino nero, ha detto no, perché arriveranno tanti turisti uguali tanti rifiuti. Ecco. Io che abito in campagna, ho una casa di 160 metri quadri, una casa che mi sono comprato, che ho restaurato, ci abitiamo in due, la mia casa paga la stessa tariffa Tari come se quella casa fosse in piazza San Marco a Venezia, nel senso che la tariffa è la stessa, identicamente. Stesso comune. Isole, centro storico, terraferma, tu vai sul sito di Veritas, ci sono 30 belle Tari, le tariffe sono le stesse. Quindi, cioè, il proprietario di Veritas, che è il Comune di Venezia, già lui stesso applica un'iniquità di tariffa che è nana. Io con la mia casa, siamo in due, paghiamo 400 più euro all'anno di tariffa. E siamo in due, io ho un campo di terra dietro, quindi di letto, e quindi mi faccio tutto per i cavoli miei. Però non c'è verso di... Sono stato anche presso il funzionario del comune per capire, ma è così. Io dove abito adesso, ricordate, ho la casa grande, abitiamo in due, da quando c'è la tariffa in base a quanto buttiamo via e il fatto che io faccio il compostaggio in casa, io spendo un terzo di quanto spendevo prima. E si spende per quello che si produce, non per quello che... È una tassa sui beni quali, è una tassa sulla casa, non essendo nei rifiuti. Quello è un modo per i comuni per avere risorse. Mi piacerebbe avere quel foglio Excel come il funzionario fa le sue simulazioni. Quanti sei costi da coprire quest'anno? Ci sono un po' di domande. È così che è calcolata la tariffa centrale.
facciamo un giro di domande. Sì, magari si può entrare sul Di metodo. qua. La responsabilizzazione del CONAI, quando ero amministratore, come è stato comunicato alla fine del 2001, arrivava il contributo carta, plastica e tutto. Poi io ho visto che tutti i comuni non fanno più questo ritorno all'utente in questo incasso, fanno gestione all'azienda e dici il contributo è tuo, fai quello che vuoi. E non mi pare giusto responsabilizzare il cittadino, perché dice io pago sempre comunque sebbene che mi differenzio, e questo è un errore. Per quanto riguarda la tariffa, adesso che mio figlio è andato via con la prole, io ho una piccolissima casa, sono 550 metri quadri, e siamo in due e mi applicano ancora metro quadro. Sono riuscito a togliere la parte sotto dove non abita più il figlio, perché l'acqua era in comune. La luce elettrica aveva contatore elettricità in cassa mio, quindi quest'anno mi tolgono 120 metri quadri perché non abita nessuno e non è di questi abitabilità perché manca il terreno diretto. Mi sono salvato lì, ma se avevo tutti i contatori funzionanti o no, pagavo anche per quello. Comunque sono contribuite forti. Sentiamo gli altri Però non mi dici siamo Sentiamo le altre due richieste, poi possiamo fare una risposta insieme perché incomincia a essere le 11:30. Nel modello di responsabilizzazione che usate c'è anche una comunicazione nella bolletta di quanto il singolo ha prodotto, che tipo di prodotto? Sì. Cioè come pago il telefono sapendo che ho fatto queste X telefonate? Sì, abbiamo anche fatto di recente. E anche questo penso sia un caso unico, sarebbe anche questo da valorizzare. Non ce l'ho, anche a casa mia potrebbe essere interessante, non so anche te. No, l'unica cosa che io ho è la riduzione per per l'utilizzo direttamente nel conto dell'umido. Ma salvo questo, però noi abbiamo il principio che non puoi fare più di tanti depositi in base al numero di persone di indifferenziato e se lo superi quello ti viene messo in bolletta e lo vedi. Io ne ho a disposizione credo 10 o 12 all'anno, io sto ampiamente sotto, non ho problemi. Ma ti indicano il numero che Ti hai indicano fatto? il numero che hai fatto. E quindi io so a fine anno che ho smaltito 25 però il numero che ho fatto è in volume, cioè io non posso superare il volume, ma potrei essere un decimo del volume ogni volta che glielo do, non è La bolletta è parlante, nel senso che dietro ci sono tutte, da quando hai il bidone, che codice hai, quanti litri sono stati svuotati, quanti chili corrispondono, quanto costa un chilo, quindi quanti euro. di tutti i materiali. Le letture si fanno, come in Germania, per l'indifferenziato. Su un paio di comuni per fini statistici stiamo facendo tutti i materiali, ma non per le tariffe. Da noi si paga anche chi ha il servizio aggiuntivo dello sfalco, per gli sfalci, per chi ha il giardino che se non vuole andare all'ecocentro si prende il bidone del vegetale, lo riempie, si paga un tot al bidone, a seconda di quanto grande è e quante volte svuoti, perché quelli del condominio non hanno niente, magari sono solo al 7° piano, non è giusto che paghino. Quindi quei dati là. Poi determinate imprese che abbiamo anche dei servizi particolari che andiamo a pesare anche altre frazioni, allora articoliamo di più, dipende che l'articolazione tariffaria, insomma. Sarebbe interessante che l'utente, per esempio per la plastica, Sì. sarebbe bello che l'utente sapesse in questo anno ho prodotto 10 La kg. consapevolezza, è vero. Grazie, quella idea questa. Bisognerebbe proprio farlo per dirlo, non te lo mostro. Che hai fatto tanto, non te lo faccio pagare perché questo è il metodo E che magari l'anno prima ne hai fatta. Prova a farne di bene, fai bene questa cosa. Volevo capire, il Consiglio di Bacino, che mi pare dicevi che dovrebbe appunto essere l'organo politico che decide, che estensione di competenza ha di fatto sui rifiuti? Cioè, per capirci, perché può arrivare, diciamo, chi si deve occupare, ecco, del discorso della riduzione,
l'area, quanto a monte e quanto a valle arriva il consiglio, la competenza del consiglio di bacino rispetto alla gestione dei rifiuti? Cioè, chi è che deve, qual è l'organo politico che deve stimolare la riduzione l'effettivo riuso e riciclo? Questo mi chiedo, cioè il consiglio di bacino può avere una valenza maggiore del singolo comune nel fare questo? Posso aggiungere una cosa su questo, perché era una domanda che volevo fare. Cioè, in pratica, da una parte il bacino o dall'altra un ente come il Friula, cioè adesso che è il bacino di fatto, perché il Friula è diventato il bacino, mentre Alea non è il bacino o è anche lì il bacino? No, è il gestore. È solo il gestore. Ecco, allora appunto come punta lì. Quindi dipende il bacino e quanto il gestore possono avere un'influenza, come diceva Spartaco, prima e dopo della loro competenza stretta. Mi spiego, come può o il bacino o eventualmente l'ente, la struttura, la società in house, quello che è, incidere da una parte per stimolare la riduzione dei rifiuti e quindi per esempio dire comuni potete cercare di mettervi d'accordo perché i negozi adottino determinate misure di riduzione degli imballaggi, faccio un esempio. E a valle, che controllo avete sui materiali che escono da voi perché vengano realmente riciclati e vadano a buon fine? E faccio degli esempi non solo perché vi sono casi in cui ci sono falsi riciclaggi, ma ci sono anche riciclaggi pericolosi. In tutto il Veneto abbiamo industrie inquinanti, pericolose, che riciclano nominalmente la plastica, ma fanno operazioni estremamente discutibili e molte di queste periodicamente bruciano. Ecco, non so che controllo potete avere su se va a buon fine, diciamo, quello. Cioè è chiaro, non è vostra competenza, ma potete esercitare qualcosa prima e dopo. Mi pare un po' questo. Sì, grazie. Allora, il bacino nel Veneto ha le competenze di affidare, di programmare, per pianificare, fare qual è la mia visione di gestione, naturalmente, quindi le iniziative che dovrà mettere in campo, pianificare gli impianti da programmare, di determinare le tariffe agli utenti quanto queste non sono una tassa, perché la tassa è comunale. Questo è un elemento che riporta nel centrifugo, diciamo, riporta nella singolarità e crea una non coerenza del sistema a volte, perché se io ho delle politiche e poi ognuno le incentiva o non le incentiva con le tariffe, io ho fatto un bel piano, ho costruito un bel camion, no? Un bel cassonetti e il risultato mi incide, no? È come dire, ma mi faccio le reti duali, no? Dell'idrico, poi la tassa dell'acqua, immaginiamo che ci fosse la tassa dell'acqua, il sindaco dice c'è gratis perché io sono favorevole alla gratuità per il popolo, e te ga dimensionare il tubo così, no? Consuma tutto dell'acqua buona, per esempio, cioè la tariffa, se anche una tassa, insomma, è fortemente condizionante. Quindi il fatto che ci sia una tassa e quindi per forza comunale crea i presupposti che ciascuno ha il potere di non essere coerente con un sistema a valle, oppure essere coerente con un sistema poco coerente con a monte, cioè, quindi creare delle diversità. Quindi le competenze in realtà, essendo una pianificazione, essendo l'affidamento del servizio, delle previsioni, cioè, possono benissimo estendersi e quindi poi possono essere affidate al gestore queste attività. Quindi posso fare un contratto, posso fare una gara, posso inserire attività di prevenzione, però ovviamente d'area, no? Questo non vincola, cioè sulla prevenzione non è che il comune, se vuole per esempio
incentivare l'abbandono delle bottiglie d'acqua con iniziative sue, cioè se è vietato, diciamo, lo fa, perché peraltro non è gestione dei rifiuti, è prevenzione, insomma. Se il comune si fa un suo impianto, no, per dire si fa un impianto di trattamento, che ne so, diventa una competenza che per forza deve essere associata, o si fa le sue logiche, faccio le mie raccolte, cioè diventa invece riservata al Consiglio di bacino. Però l'attività di prevenzione assolutamente libera. È chiaro che quando lo fai a livello di bacino diventa sistema. Ci può essere uno stimolo del bacino perché tutti i comuni si uniformino? Assolutamente, assolutamente. La decisione che è dell'assemblea dei sindaci che approva questa programmazione, l'assemblea dei sindaci non è c'è un comitato di bacino che è fatto da alcuni dell'assemblea che diventano il consiglio di amministrazione, tra virgolette, del consiglio di bacino. Però diciamo le decisioni sul modello le fanno l'assemblea dei sindaci, quindi è in assemblea. E possono benissimo fare distributori, incentivazione in tutti i comuni, per esempio il Tenga e il Resto che coinvolge tutti i ristoranti, perché io oggi vado a mangiare a Treviso, domani vado a Castelfranco, mi piacerebbe trovare la stessa cosa, no? E quindi sicuramente si può. Poi non incide sulle politiche di imballaggio, non possono imporre il family pack, cioè non imporre, ma proporre che tutti però lo adottino, cioè nel senso che il ristorante non può dirti prenditi quello che non hai mangiato, però può stimolare che tutti i ristoranti abbiano il family pack. È proprio proporlo a tutti quanti, poi aderiscono mezzi, aderiscono un decimo, aderiscono tutti. Questo dipende dall'adesione volontaria, non c'è una norma che obbliga da questo punto di vista, però sicuramente diventa un'opportunità una decisione insieme. Poi una prevenzione si può fare anche da soli, dire la verità. Sono comuni che hanno fatto le casette dell'acqua, sapete queste cose. Benissimo, cioè riduce le bottiglie e altre iniziative, però fanno insieme, siamo lì, come diceva lui, non è una cosa che abbiamo fatto quelle iniziative. E sulla parte a valle? Sulla parte a valle anche, perché la previsione, per esempio noi abbiamo pianificato... Si può sapere se veramente quell'azienda che mi prende per materiale lo userà correttamente? Posso io dire no, te non te lo do perché ho visto che lavori male? Ma non lo so. Di solito la certificazione funziona al contrario, nel senso che sempre controllo sempre a monte la filiera, cioè come il fornitore è controllato, è difficile che controllo una logica di certificazione. Cosa fa il Consiglio di bacino? Intanto nel nostro caso abbiamo accesso a tutte le banche dati, io dalla mia postazione come direttore del Consiglio di bacino accedo a tutte le posizioni di tutti gli utenti, se la fanno una bolletta giusta, accedo a tutti i dati dei movimenti, cioè quindi il mezzo dove è andato e a che impianto è andato, quindi cioè, addirittura un po' invasivo, d'altronde nominiamo il consigliere di amministrazione della società. Il tema che pone Gianni è quell'azienda che è comportata bene, è là non vedo un problema per me, cioè è quasi un lavoro da ARPA, per dire, l'ARPA. Sì, perché vuol dire entrare nel merito della lavorazione, accedere magari a qualche informazione di quanti sono i rifiuti che sono usciti da lui, perché io so perfettamente dove sono andati i miei rifiuti. Non solo, vi dicevo che ARPA certifica incroci due dati, quelli che dichiaro io e quelli che dichiara in ingresso di quel tale impianto, e quindi mi certifica i dati di raccolta differenziata. ARPA Veneto è un osservatorio di rifiuti, è una delle realtà più belle che abbiamo, secondo me, in termini di non so se conoscete la Lorena Franza, ma secondo me ha fatto un ottimo lavoro. Se io ho un'azienda che viene vista a valle è un controllo che io non riesco a fare sostanzialmente, perché i materiali in uscita da quell'impianto, per scoprire che li ha buttati tutti insieme, vediamo, non riesco a fare, però appartiene agli organi di controllo. Sì, perché la logica industriale è che mentre chi riceve il materiale da lei può controllare. Sì, come arriva. Come arriva. Chi lo dà non cioè può lei come controllare fornitore può come essere lo usa. controllato.
Sì, certo, perché la qualità... Questa è la logica industriale di controllo. Però io dovrei avere il diritto di verificare anche che lo usi bene. Ma teoricamente però è giusto che... anche lui che fa uscire delle cose li fa entrare da un'altra parte, quindi lui deve essere controllato, però da un soggetto diverso dal consiglio. Dicevo io. Possiamo... Ma uno potrebbe sentire con app, sì, io so che fanno anche un ottimo lavoro da questo punto di vista app, di incrocio di dati e di informazioni. Direi insomma che il Veneto è anche abbastanza avanti per una buona qualità. Io dico quello che dicevo prima, cioè che ci sono un sacco, per esempio per la plastica, di aziende che recuperano plastica, non so da quali posti li recuperano, e trasformano la plastica in granulati, altre cose, eccetera, ma fanno delle cose orribili, cioè il loro modo di gestire crea dei problemi enormi, e spesso queste aziende, quando sono con l'acqua alla gola, che non sanno come risolvere determinati problemi, bruciano. E ne bruciano tante. E ne bruciano molte in tutta Italia di queste aziende. Ecco, lì probabilmente, se fosse possibile fare un controllo, voi non c'entrate niente, però in una visione di economia circolare io dovrei sapere cosa succede dopo. E questo è un livello diciamo regionale, almeno e poi nazionale. Quindi governare i flussi. Era Zodi che voleva fare. Lui ne ha fatto tanto, tocca prima lui. No. Scusa, no. La domanda è questa: non si è parlato di compost oggi. La ditta SITRE è stata interpellata nel 98 dal comune di Arzignano, pur di fare bella figura per la parte differenziata, e è l'unica che ha concorso a fare un impianto. Ha fatto un impianto sbagliato nel posto sbagliato, perché a nord di Arzignano ci sono campagne, ma piccole, quindi il Falcone, quella zona lì dove non lo consuma nessuno, e in più impianto a tunnel. Il compito in agricoltura si usa ciclicamente, si usa tutti i giorni, non mangiamo. Di conseguenza l'impianto è stato chiuso 2 anni fa. A quel tempo, quando io avevo bisogno, chiamavo, secondo il tempo, io ho consumato circa 1000 quintali negli anni che mi hanno fornito e lo regalavano, perché non sapevano abitare. Pagavo il trasporto secondo alcune possibilità economiche, pagano loro, qualche volta mi dicevano io venivano sul campo, te lo distribuivano, una cosa eccezionale per la sanità. Addirittura lo distribuivano? Si avevano dei compattatori. Si arrangiarono loro? Arriva sul campo, ti rispondevano da un pagavi il trasporto. Adesso l'impianto è chiuso per sempre ed è proprietà di Comune di Vicenza, sì, perché è proprietà privata e non pubblica. Voi cosa ne fate? E che richieste avete? Avete al comune distribuite? Sapere un po'. Ma quello di andare a distribuire vuol dire che siamo disperati, non sappiamo neanche come fare. No, c'è un impianto di compostaggio gestito dal Portarina, in questo momento è in raddoppio e quest'anno lo riapriamo. La raccolta differenziata è iniziata e adesso abbiamo fatto più umido di quello che era l'impianto di allora, abbiamo utilizzato altri impianti, adesso raddoppiamo, trattiamo tutto quanto in casa. Dove si usa? A Trevignano, al comune di Trevignano. Quello che è stato per anni che dovevano farlo. Era sempre fermo, c'era la contestazione del comune. Il vecchio istituto agrario, sì, è lì è raddoppio. Prima di chiuderlo per il raddoppio produceva compost di qualità biologico, quindi adatto per l'agricoltura biologica, che ha dei parametri più restrittivi. Poi abbiamo il marchio di qualità compost Veneto con delle certificazioni specifiche, che è una procedura fatta proprio dall'osservatorio rifiuti. Non c'è problema di approvvigionamento, cioè o gratis per gli agricoltori o a prezzo. Oggi si può arrivare a venderlo a 10 euro alla tonnellata, che è niente, poco, niente. 1 euro al quintale sostanzialmente, poca roba. Ma questo poi vi spiego perché hai problemi commerciali di questo tipo. Cioè assolutamente non riusciamo a fare magazzino, dobbiamo farlo solo nel periodo in cui le colture sono in alto.
Quindi abbiamo un magazzino, avevamo un magazzino e l'avremo ancora. È aperto o chiuso? Ed era coperto prima, adesso sarà chiuso. Era coperto però su un lato, uno o due lati aperti, mentre sarà anche al chiuso perché non si bagni, perché mai stato problema di oddio adesso dove smaltisco. Sicuramente, e anche in questa provincia c'è chi porta fuori per gli altri. Là il problema è che bisogna avere l'alta qualità del prodotto a monte, quindi noi abbiamo gli scarti a monte, cioè errori di conferimento attorno all'1%, quindi poi una volta, tanto è vero che non facciamo più come quando si faceva la raccolta con i sacchetti di plastica, altra roba incredibile, ma chi ce l'ha pensato? I sacchetti di plastica, conviene fare i sacchetti di plastica. Mogliano ha deciso di fare la raccolta di sacchetti di plastica 3 anni fa, 2 anni fa, perché così risparmiamo. Vabbè. Allora, cioè, a parte che la legge dice che si fa o con i sacchetti compostabili, se no non si fa, non è raccolta dell'umido, ma c'era già la legge, speriamo siano tornati al sacchetti. I sacchetti devono essere compostabili, sul campo non si deve avere sporco, addirittura noi non facciamo neanche più la pulizia a monte dell'umido, è triturato l'insieme e abbiamo mandato al compostaggio. Quello che resta eventualmente si fa una separazione di quello che è rimasto, perché è più facile farlo a valle quando si è asciugato il prodotto. Non è un problema di collocazione quando hai la qualità. Abbiamo tutte le analisi per ogni lotto di lavorazione ha le sue analisi. Quindi quando abbiamo il 2-3% di azoto, per carità non è urea, è un ammendante, però è buon prodotto. Quando la percentuale di azoto organico è il 90%, è molto buona, 90% organico sull'azoto totale. Quindi acidi umici e fulvici, prevalenza di acidi umici sui acidi fulvici, quindi un buon rapporto di unificazione. Il prodotto è molto apprezzato anche dall'agricoltura biologica, vengono a prendersi da fuori provincia. Quindi vuol dire che quando una cosa è buona, no, che te lo spargo. Io vengo a prenderlo, faccio chilometri, lo vendiamo a poco perché la cultura di questo nuovo concimante, nuovo ammendante, deve crescere e deve crescere anche la promozione commerciale. Intanto se io lo do a zero è sempre sbagliato, perché un prodotto che è a zero vale zero per chi lo compra, è sbagliato. Devo cominciare a farle pagare, quantomeno che ti carico il cambio, per dire, te lo sto magari a titolo di questo. Va promosso perché in realtà noi paghiamo 4 euro, quanti 25 litri dei prodotti del terriccio, che assomiglia, diciamo, 4 euro per 25 litri per metro cubo, 200 euro al metro cubo, vuol dire che sono 180 euro, 160 euro a tonnellata. Capite che da 10 a 160 c'è margine, e anche come promuoverlo, perché il contadino non è abituato magari a pagare il letame, pagare il letame, cioè, sembra impossibile, non è a testa. In realtà è un letame meno salino, più stabile, più utile, alleggerisce il terreno, assorbe più acqua, quindi non serve dall'acqua così tanto. Non serve tanto gasolio perché non serve trattori sempre più grandi, non si compatta il terreno, cioè c'è tutta una serie di vantaggi che poi scoprirai. Io so che i contadini una volta che cominciano a usarlo poi non tornano indietro, si accorgono del prodotto della terra. Il trasporto da Nipiano a me sono 30 km e praticamente il cambio del letame, come andavo sul campo, girava e spersivo una quarto d'ora fatto tutto un mezzo di nascita. Sì. No, se la vedi che in giro no, non abbiamo ma il contadino noleggiava il trattore e aveva le cava e c'è meno spesa e meno traffico. Se vedi gli impianti che hanno le tasse, che hanno quella macchina dietro, in un attimo stanno là. Sì. Però funziona. C'era lui che aveva una domanda. Sì, ma risposto un po' in parte quando parlava del discorso dello scatto però volevo chiedere, la vostra società prevede una percentuale di impuro nella differenziata da rispettare? Cioè, faccio un esempio, se io faccio un chilo di plastica, no? E per sbaglio, volutamente, c'è un 4% qualcosa. Come l'utente che sì, mette qualcosa. Io per sbaglio nella carta butto 2 bottiglie di plastica, non me ne accorgo.
Come questo chilo di plastica voi cosa fate? Cioè lo differenziate subito oppure viene considerato un indifferenziato? Su che flusso, per esempio, perché dipende. Ma diciamo che solitamente il più grosso dei lavori può essere solo plastica, no? Ma questo come singolo cittadino? Sì, no, dico, ma perché per esempio io ero rimasto, se non mi sono perso niente. Da noi se c'è l'errore c'è il segnale, cioè viene segnalato errore, dipende. Nel porta a porta dice nel porta a porta. Ma mettiamo che non se ne accorga l'operatore e lo porta via, no? Nel momento in cui viene portato agli impianti di... Sì, si toglie anche lo scarto. Si toglie poi basta, non viene invece tutto considerato indifferenziato, cioè tutto quel chilo di carta che ho fatto con le 2 bottiglie di plastica viene differenziato, non viene considerato indifferenziato. No, nel caso di plastica si riesce a mettere nell'altro flusso. È un unico impianto che tratta la carta e la plastica con 2 linee diverse. Tu hai carta che metti di là e plastica che metti di qua. Poi ci sono proprio lo scarto, non so, la scarpa che ci hanno messo dentro, la ginnastica, plastica. Ecco, a valle voi avete sistemi di ulteriore recupero dell'indifferenziato oppure no? No, ecco, questo perché questo era un altro. L'avevo scritto. Perché questo modello permette di ripensare come trattare i rifiuti a valle. Cioè, avendo guardato dentro i 45 kg, che sono pochissimi, si nota un effetto concentrazione di alcune frazioni. I pannolini, che saranno pochi punti percentuali sul totale rifiuti, però quando restano sul poco diventano il 25-30%. Cioè, sono vicino pannolini. Quando tu guardi questo poi ti accorgi che per esempio c'è ancora della plastica, c'è ancora della carta, salviette per esempio, o Scontex, non so come dire. No, scontrini non sono carte, non sono niente, perché ecco la carta chimica il bisfenolo, come si chiama? È un prodotto anche tossico, chimici, gli scontrini chimici. Bisfenolo A e quello è un problema, è un problema di chi l'ha fatto. Ed è assurdo che si continui a usare queste cose. C'è il prodotto tossico. Anche il Tetra Pak, se dovrebbero abolirlo di riciclaggio. Il Tetra Pak ha una fibra di cellulosa che si può staccare sulle cartiere che hanno un ciclo adatto per permettere alla fibra di staccarsi. Però poi resta la plastica. Poi resta la plastica e l'alluminio dentro. E quindi è un prodotto. Perché tanti problemi che uno si trova a valle potrebbero essere benissimo risolti a Il problema è la Tetra Pak che ha pagato perché venga dichiarata riciclabile. Sì, ecco, CONAI sostanzialmente Tetra Pak e anche altri poi si ritrovano a pagare il contributo ambientale CONAI. Ogni chilo di Tetra Pak è il 99%, però non è l'unico, dei imballaggi policompositi sostanzialmente. Si trovava a pagare il contributo al CONIECO della carta, consorzio carta, e dire, allora io pago per il ciclo e adesso me lo ricicli. Perché se no consideri riciclabile. Non consideri riciclabile. No, perché tu devi andare in cartiere che permettono di separare questo errore del cartiere. Qua il cartiere di Arno non era dappertutto. E finché non c'era, noi avevamo raccolto il Tetra Pak e andiamo sull'indifferenziato. Dopodiché, cartiera anche nel Veneto, addirittura mi chiedono perché quella cellulosa è di altissima qualità. Quindi è una fibra lunga, anche quella dei pannolini, la cellulosa dei pannolini è una fibra fantastica perché peraltro va a contatto con la pelle umana, quindi deve essere particolarmente di qualità. Quindi poi li mettiamo sulle squarze o addirittura con i pannolini dall'altra parte, roba veramente alta, sia come plastica. Il tema è ancora una volta il contributo CONAI. Se una cosa fosse messa in riciclabile, davvero, il contributo più alto è quelli che invece, a meno che il sistema industriale, per reagire a un sistema di tariffa puntuale, faccia delle scelte industriali che prima non erano convenienti, adesso improvvisamente. Quello deve diventare conveniente per loro cambiare. Esatto. E quindi li fai pagare di più. Un policomposto dovrebbe pagare molto di più di un monocomposto. Com'è? Se facciamo pagare 20 euro al metro cubo le acque, le risorse idriche tirei su
probabilmente l'acqua mineraria non costa quel po'. Certo. Ecco. Però noi abbiamo quei soldi, c'è stata una simulazione di Lega Ambiente e Alto Consumo, l'ho trovato su Twitter proprio credo oggi o i giorni scorsi, 20 euro a metro cubo prelevato, cioè 2 centesimi a litro, fanno 280 milioni per esempio per le sorse idriche. Vedrete che il consumo dell'acqua comincerà a reagire in maniera diversa, un po' alla volta. Quindi sono sempre scelte, come hai o quant'altro. A questo argomento io tiro fuori sempre l'Alto Adige, no? Io vivevo in Alto Adige, noi avevamo la Mina che vendeva il latte in Tetra Pak allo stesso prezzo del latte in litro, solo che nel momento in cui io conferivo il vetro, lo riportavo, la Mina mi dava 20 centesimi e quindi il latte che prendevo nel vetro mi costava 20 centesimi meno perché c'era la cifra. Questo aveva generato, al di là del risparmio per l'utente finale, un'economia circolare, perché c'erano quelli che ritiravano il vetro, lo lavavano e lo riconsegnavano a Mina. Quindi anche nel territorio si erano formate 2 cooperative che facevano questo lavoro, e quindi questo era un po' il discorso che volevamo noi dell'economia circolare, quello che anche appunto gli altri mi hanno fatto capire. È vero che magari potrebbe anche costare un po' di più, ma la risorsa rimane all'interno del territorio, si dà lavoro alle persone e quindi si ricostituisce un'economia. Questo è quello che io vorrei far capire, perché gli esempi ci sono, basterebbe portare anche noi. Adesso che parli dell'occupazione, la realtà di contadina dà un sacco di lavoro rispetto agli inceneritori. Quindi e non si considera mai questa variabile. Quando parliamo con i sindaci, questa variabile non viene mai considerata. Intanto non so se Natalia Melosi l'ha detto, mi ha trasferito 50 persone a Forlì che si occupavano di questo diventeranno 120. Però la tariffa non è che va sulle 2 volte e mezza, no? Qualcosa dovrebbe calare, insomma, nel piano industriale, però se anche fosse la stessa cifra, tante famiglie questo è un valore aggiunto enorme che il sindaco dovrebbe considerare prima delle altre cose. Anche la parità delle condizioni, la ricchezza collettiva. Il bilancio consolidato non si fa solo in azienda del comune. Però su questo bisognerebbe obbligare, come si fa in altri stati, che tutti gli imballaggi recuperabili direttamente da parte del cittadino, invece che metterli come rifiuto, vanno riportati al supermercato, e il quale dopo li conferisce. Perché se io metto il famoso vuoto, non a perdere, ma vuoto con la cauzione, io metto vetro, plastica, lattine, eccetera, gli metto una cauzione e automaticamente tutti quelli che me lo riportano sono retribuiti della cauzione che hanno. Come fanno nei paesi scandinavi, in molti posti è obbligatorio. È molto più alto. Allora, esatto, il prezzo viene scritto in 2 modi, cioè il prezzo del valore del contenuto e la cauzione del contenitore. Io riporto il contenitore e ho pagato solo il contenuto. L'Italia è l'unico paese che non ha né per la birra o per esempio per il latte. Sperimentale adesso. No, perché sarebbe veramente interessante anche per il latte, perché tanto c'è il camion che gira a portare il latte, se loro hanno il vuoto glielo ridanno. È stato approvato in Parlamento una norma sul quota vendere, ma esclusivamente sperimentale. E non c'è nessun vantaggio a favore dell'utente. Ci sono queste iniziative sperimentali, stanno monitorando. Per esempio, già il fatto che se io ho il doppio prezzo, cioè vedo il prezzo del contenuto del contenitore, e se io ho l'acqua in vetro, l'acqua in plastica, la birra in vetro, la birra in lattina, cioè vedo e io so quello che pago e quello che posso riportare in su. Lo pagheresti una volta sola invece di pagare 2 volte l'imballaggio, capito? Che sul mondo che lo smaltisci invece lo paghi una volta sola. Io sto guardando l'orario perché sì, devo recuperare mio figlio. No, certo, abbiamo superato il limite. Vi chiudo con una cosa sempre su questo tema, perché allora, quello che descriveva il professore era il modello di gestione dei imballaggi tedesco, il dual system tedesco, che è stessa direttiva e gli stati membri no. Quel modello là obbliga i produttori di caricarsi di costi, andarsi a comprare sologne, e costa 4 volte il sistema CONAI italiano. Alle imprese tedesche c'è uno spread
del 400% rispetto alle imprese italiane. Le imprese produttrici di imballaggi pagano 4 volte quello che pagano le imprese. Leggiamo bene, Conai diceva il nostro sistema costa un quarto del sistema dei orgogliosi. Vediamo, cerchiamo di capire. Vuol dire che noi tutto il resto lo paghiamo sui rifiuti. Certo, basta rifiuti. Quindi dov'è che vogliamo far pagare sto rifiuto? Perché alla fine, ma io se non te paghi i rifiuti, te paghi perché il prodotto costa, è sempre A. No, non è sempre là. Non è la stessa cosa, perché se io vedo sul prodotto il costo ambientale, io non sono più un caprone che non sa perché quello costa e pensa che sia caro nel caso lì piuttosto che un altro e che un prodotto sono tutti ecologici uguali. No, io lo so che diventa ecologico, meno ecologico anche per questo motivo e divento cittadino consapevole. Ed è per questo che al tavolo del negoziato del CONAI, perché attualmente ci sono 8 produttori e 8 utilizzatori e uno del Ministero, secondo me va rivisto tutto il sistema, perché dovrebbe esserci associazioni di tecnici, fruitori e anche gestori che fanno ai sindaci, diciamo ai comuni. No, ma dico, un'organizzazione dove solo chi lo usa, cioè deve esserci anche la collettività che ha il costo dei rifiuti poi alla fine. E anche la cultura di non volere più i rifiuti. Esatto.